Continua la campagna di promozione dell'offerta turistica e agroalimentare veneta. Dopo la presenza alla stazione centrale di New York durante i giorni del Columbus Day, ora la Regione Veneto raggiunge anche il mercato del Regno Unito. Ai magazzini Harrods di Londra il sistema veneto viene promosso in ogni suo aspetto. Abbiamo deciso questo tipo di iniziativa proprio perché il mercato inglese insieme a quello americano ha sofferto un po' rispetto al Veneto, soprattutto nelle città d'arte. Quindi abbiamo voluto fare una politica aggressiva sia nel mercato americano sia nel mercato inglese sostanzialmente per questo motivo. Poi c'è anche una grande opportunità in più. Oggi per esempio le ville venete sono tutte in rete, penso anche al sistema golfistico che è tutto in rete, e qui in Gran Bretagna oltre 7 milioni di persone giocano a golf, quindi ci presenteremo con tutto il sistema turistico, il sistema montano e enogastronomico, ma facendo vedere che in Veneto ci sono quell'offerta turistica che è vicina anche alle esigenze del mercato inglese. All'ultimo piano degli Harrods, alla presenza della stampa britannica, è stato illustrato il significato del progetto della Regione Veneto, che ha scelto come suo testimonial il CT della nazionale inglese Fabio Capello. Mi sento un uomo del Triveneto, essendo friulano, però è una promozione bellissima che merita di essere appoggiata. Il Veneto offre ogni genere di cose ad altissimo livello, dalle montagne al mare, la città d'arte al food, per cui c'è solo l'imbarazzo della scelta, quindi nel Veneto possono trovare spazio anche più esigenti. Lei in che modo è legato anche affettivamente alla Regione Veneto? Beh, io ho dei grandi amici nel Veneto e frequentavo molto spesso questi amici. Ho mia sorella che abita nel Veneto, per cui quasi obbligatoriamente mi devo fermare, però sono sempre stato legato molto a tutti coloro che sono veneti. Quella veneta si presenta come un'offerta trasversale di cultura, arte, enogastronomia, sport, come il golf, tanto amato dagli inglesi, che in Veneto è possibile praticare negli oltre 40 green per circa 80 km di campi. Scegliendo Harrods, la Regione Veneto ha l'opportunità di farsi conoscere sia dal pubblico del Regno Unito, ma anche dalle migliaia di turisti che ogni giorno visitano i grandi magazzini.